Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'ombra della depressione postpartum dietro il volo dal balcone di una mamma e della bimba neonata. La piccola è morta, fuori pericolo la madre e la psicologa, non sottovalutare i sintomi del disagio. Rivolta nel carcere di Trapani, una quindicina di detenuti si sono barricati, contusi 5 poliziotti. Un femminicidio premeditato. Stefano Argentino avrebbe progettato di uccidere Sara sin dal 2024. Aveva cercato online dei coltelli. Contro la siccità arrivano 3 distalatori mobili a Gela, Porto Empedocle e Trapani. Un progetto da 100 milioni di euro. Produrranno acqua potabile dal mare. Preghiere e scongiuri per gli esami di maturità, l'ansia degli studenti alla vigilia della prima prova e c'è chi si aiuta con santini e portafortuna. Un nuovo inizio per San Cristoforo. Il sottosegretario Mantovano presenta i progetti per il rilancio del quartiere di Catania con i fondi del decreto Caivano. Calcio, da oggi Super Pippo è il nuovo allenatore del Palermo. Per Inzaghi contratto biennale con opzione per il terzo anno. In Serie C il Catania riparte da Pastore, da ieri nuovo direttore sportivo. Il giorno dopo la morte della neonata precipitata con la madre dal balcone a Messina, i consigli della psicologa: non sottovalutare i primi sintomi della depressione postpartum. Sentiamo Giusy Lazzara. Volate nel vuoto abbracciate. Ieri mattina madre e figlia di 3 mesi sono precipitate dal balcone del primo piano di questa palazzina, nel rione Santa Lucia sopra Contesse a Messina. Disperata la corsa in ospedale per la neonata, che è morta mentre i medici cercavano di stabilizzarla prima di operarla. La madre adesso ricoverata nel reparto di neurochirurgia del Policlinico e non è in pericolo di vita. Il padre, un operaio, non era con loro. Avvertito dalle forze dell'ordine è scappato in ospedale immediatamente. Il gesto sembra essere volontario e potrebbe essere legato alla depressione postpartum. Un supporto psicologico è necessario in questi casi, lo ribadisce la psicoterapeuta Paola Vitale, che lavora negli asili e segue le neomamme. Invito tutte le neomamme e chi sta loro accanto a non minimizzare i primi segnali di disagio e a riconoscerli e saper chiedere aiuto. Questo non significa fallire come genitori, ma prendersi cura di sé e del proprio bambino. Adesso al dolore si aggiunge l'urgenza di capire perché e come si può intervenire in tempo per evitare le tragedie. Servono più consultori, serve potenziare i servizi pubblici di salute mentale perinatale per garantire un supporto psicologico che sia pubblico. La scia nera degli infanticidi ci porta a Mister Bianco nel Catanese, dove il 30 aprile una mamma lancia dal balcone la figlia di 7 mesi dal secondo piano della sua abitazione. La donna soffriva già di patologie psichiatriche aggravate dalla gravidanza. Disordine al carcere di Trapani, 5 poliziotti finiti al pronto soccorso. Laura Spanò. Ancora disordine nel carcere trapanese del Pietro Cerulli. Una quindicina di detenuti si sono barricati nella saletta scuola del secondo piano del reparto Mediterraneo, che è stato devastato. Le tensioni erano evidenti da tempo. Questo è il terzo episodio che si verifica all'interno della struttura penitenziaria nel giro di poche settimane. Un chiaro tentativo di testare la capacità di reazione dell'istituto, già in forte sofferenza a causa della cronica carenza di personale. La situazione è complicata perché ci sono almeno una quindicina di reclusi asserragliati al secondo piano, hanno diverso dei cancelli, il personale è tutto presente, compreso comandante e direttore, ma non è semplice la situazione in questo momento, anche perché il personale ha difficoltà a intervenire dopo i fatti di novembre. Sì, il reparto è il Mediterraneo, il reparto quello con i ballatoi, quindi tutti i 2 piani, che poi sarebbero 3 perché c'è il piano terra con circa 250 detenuti, è tutto aperto, è difficile già la gestione. All'interno del carcere di Trapani ci sono 570 detenuti, di cui 70 reclusi nel reparto Ionio, quello di alta sicurezza. Risultano presenti solo 10 ispettori su 21 previsti, 19 sovrintendenti
dipendenti su 30 e 199 agenti assistenti su un fabbisogno di 253 unità, mentre sono circa 90 gli agenti nell'arco dei 3 turni ad alternarsi. Sappiamo che il provveditore sta mandando dei rinforzi da Palermo, da tutta la Sicilia, vuol dire che la situazione, come avevamo descritto noi, era complicata e difficile da gestire. Progettava di uccidere Sara da oltre un anno e aveva cercato online dei coltelli, contestata al suo assassino Stefano Argentino l'aggravante della premeditazione. Francesco Triolo. È stata fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio a Messina di Sara Campanella. La procura contesta le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione. E sta proprio qui la novità più clamorosa dell'inchiesta sul femminicidio della giovane studentessa universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. Nelle ultime righe del capo di imputazione per il 27enne Inoto c'è scritto: avendo l'Argentino maturato il proposito omicidiario sin dall'ottobre 2024. La procura di Messina, diretta da Antonio D'Amato, ritiene di aver raccolto un quadro probatorio talmente solido e avvalorato dalle prove che ha chiesto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare e andando direttamente a processo con l'aggravante della premeditazione insieme ai motivi abietti e futili e alla crudeltà. È probabile quindi che nel corso delle indagini seguite dal procuratore aggiunto Marco Colamonici e dalla sostituta Alice Pariarò, i carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono abbiano estrapolato dai telefoni cellulari e soprattutto dai computer sequestrati ad Argentino tra Messina e Noto dei dati dai quali sono emersi elementi inequivocabili del progetto che il giovane covava da tempo, con tracce che i magistrati hanno reputato siano talmente gravi da inserire l'aggravante della premeditazione. L'avvocato Giuseppe Cultrera, che difende Argentino, attende intanto di visionare gli atti in possesso della procura, fermo restando la decisione di richiedere la perizia psichiatrica. Le leggi ci sono, ma non bastano ad arginare la violenza sulle donne. A Catania la firma di un protocollo. Luca Ciliberti. Sta succedendo quello che succede da sempre, solo che adesso se ne parla ed è un fenomeno che sta emergendo, sempre nei limiti, perché ricordiamoci che circa il 60% delle donne che subisce violenza non lo dice a nessuno, non lo racconta a nessuno. Oggi siamo qui per rinnovare un protocollo che non è lettera morta, non lo è mai stato. Lavoriamo su vari livelli per sostenere le donne, per fare in modo che tutti gli operatori e le operatrici della rete antiviolenza abbiano una formazione specifica, accolgano le donne in maniera priva di stereotipi e pregiudizi, perché siamo tutti intrisi di cultura patriarcale che ci fa giustificare e non riconoscere la violenza. Il protocollo che istituisce e guida la rete antiviolenza etnea quest'anno si arricchisce di 2 presenze istituzionali, come dimostra l'ingresso della città metropolitana di Catania e del tribunale ordinario, ufficializzato in contemporanea alla firma del rinnovo, arrivato a conclusione, di un lungo lavoro sinergico tra l'associazione Tamaia, Onlus, ente capofila e oltre 20 istituzioni territoriali che stamattina hanno sottoscritto il documento a Palazzo Minoriti a Catania. Anche quest'ultime leggi, il codice rosso e quant'altro, l'Italia ha un impianto legislativo sul tema molto robusto, forse tra i più robusti in Europa, però i dati ci dicono che questo non basta. La violenza maschile sulle donne è un fenomeno culturale, strutturale, non securitario, non è emergenza. Le attività previste dal protocollo sono numerose, ciascun organismo si impegna con azioni di propria competenza allo scopo di integrare i servizi con quelli degli altri enti e su impulso e coordinamento di Tamaia a raccogliere e condividere dati sul fenomeno della violenza di genere, partecipando alla ricerca di informazioni sul tema. Ed è stato arrestato l'uomo che domenica scorsa ha sparato a Scoglitti, vicino Vittoria, ferendo il suo rivale, un tunisino che si trovava in auto con la compagna e una figlia piccola. In preda al panico, la donna ha portato il compagno, rimasto ferito al fianco destro, al pronto soccorso di Vittoria, dove è stato medicato ed è fuori pericolo. L'autore di questa aggressione è un pregiudicato di Vittoria che non aveva accettato la fine della relazione con la donna. A suo carico c'erano già munizioni per minacce e intimidazioni. Inoltre, durante la perquisizione è stata trovata la pistola usata nell'agguato. Cambiamo argomento. 3 nuovi dissalatori mobili per affrontare la grande sete in Sicilia. Porto Empedocle, Gela e Trapani si preparano a produrre acqua potabile direttamente dal mare. Gerry Italia.
Con la stagione calda già arrivata, quella che si sta giocando in Sicilia è una corsa contro il tempo e contro la sete, ma stavolta arriva un segnale concreto. I 3 dissalatori mobili destinati a Porto Empedocle, Gela e Trapani sono realtà. Realizzati in soli 120 giorni grazie alla collaborazione tra Regione Siciliana, il Commissario per la crisi idrica, i colossi Siciliacque e Acciona Agua, gli impianti sono già in fase di consegna. 18 container sono già aggiunti nei primi 2 siti, mentre Trapani riceverà i suoi moduli domani. La produzione attesa: 96 litri d'acqua potabile al secondo ciascuno, grazie a tecnologia di osmosi inversa e filtri di ultima generazione. Un progetto da 100 milioni di euro che non si ferma alla consegna dei macchinari. Sono in corso i lavori per le condotte e i collegamenti a terra e a mare. A coordinare il tutto il commissario straordinario dell'acqua. Intanto però il passato continua a presentare il conto. La Regione ha versato proprio in questi giorni l'ultima rata da oltre 10 milioni di euro alla società Sace, che rileva il credito da Eni, chiudendo una lunga e costosa vicenda, quella del vecchio dissalatore di Gela gestito dalla raffineria, dismesso da anni. Dal 2015 a oggi oltre 105 i milioni pagati per un impianto di fatto fermo dal 2012. Oggi però si volta pagina, almeno nelle intenzioni, e con questi nuovi impianti mobili la Sicilia prova finalmente a trasformare la crisi idrica in un'opportunità di svolta. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta sul giro di sanità e mazzette in Sicilia. Un imprenditore confessa: ho pagato anche io. Marco Gullà. Sì, ho pagato una tangente di 10.000 euro. È l'ammissione fatta davanti ai giudici da Umberto Maggio, titolare della Pacifico SRL e tra i 14 indagati nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Palermo che venerdì ha scosso il mondo della sanità, in particolare nelle province di Trapani, Caltanissetta e appunto Palermo. Un passaggio di denaro destinato, secondo quanto riferito, a Ninni Sciacchitano, 65 anni, di Corleone, considerato dagli inquirenti il regista occulto di un collaudato sistema di manipolazione di gare nella sanità, con un valore complessivo stimato in oltre 130 milioni di euro. Maggio ha riconosciuto le accuse mosse a suo carico, dichiarando di aver consegnato i soldi in contanti a Sciacchitano in cambio di documentazione riservata relativa a una gara bandita dall'Annas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo per la sterilizzazione e il noleggio di strumenti chirurgici. Un tassello che a questo punto inchioda ulteriormente il commercialista Sciacchitano agli arresti domiciliari da venerdì scorso. Nel pomeriggio la filiale bancaria non fa servizio di cassa, ma i rapinatori non lo sapevano e hanno preso di mira lo stesso l'agenzia Monte dei Paschi di Siena in via Leonardo da Vinci a Palermo, minacciando i dipendenti e trascinando un'impiegata in una stanza. Quando hanno capito che in filiale non c'era denaro, sono andati via. Vigilia di esami tra riti scaramantici e preghiere. Intanto arriva la circolare che vieta i cellulari in classe anche al liceo. Desiree Ferlito. Niente più cellulare in classe anche al liceo. L'ufficialità nella circolare diffusa ieri dal Ministero dell'Istruzione. Il contenuto è chiaro: no agli smartphone né durante la lezione né in generale nell'intero orario scolastico. Secondo me è sbagliato non portarli a scuola, perché magari ci sono delle attività che vengono fatte anche tramite cellulari, anche grazie all'intelligenza artificiale. Togliere definitivamente i cellulari secondo me è sbagliato, perché comunque è utile portarli. Definitivamente no, secondo me. Io credo che nel 2025 ormai dobbiamo adattarci alla presenza della tecnologia. Vediamo come il cellulare comunque ci permette di trovare informazioni che magari possiamo trovare in vari libri eccetera, solo che rende il tutto più rapido e intuitivo. E a proposito di studenti senza cellulari, non potranno certamente contare sul loro aiuto gli oltre 500.000 studenti che domani saranno impegnati con la prima prova scritta degli esami di maturità. Ed a questo punto che entra in campo la scaramanzia, i portafortuna, i fioretti, le preghiere o meglio ancora un santo in paradiso. Un santino di una persona. Il santino era messo nella tasca dietro e quindi ogni tanto lo toccavo e tipo pensavo a mia mamma e a Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili, e secondo mia mamma era un caso impossibile. Preghiere come siamo messi? Per i prossimi 10 giorni andrò avanti di preghiere. Preghiere tante, soprattutto prima dell'esame orale. Un compagno portafortuna. Il mio compagno di banco, che è stato anche il mio compagno di banco agli iscritti, che devo dire mi ha aiutato moltissimo. Ancora lo ringrazio quando lo vedo. E così bene il 36% degli studenti, più di 1 su 3, si presenterà nei giorni delle prove con indosso un accessorio o un capo di abbigliamento ritenuto portafortuna, o l'amico che porta bene, che casualmente è sempre il più bravo della classe.
Un motociclista di 60 anni è morto in un incidente stradale sulla statale Campofelice di Roccella, nei pressi di una stazione di servizio. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 e un ciclomotore. In un altro incidente sulla statale 117 nell'Ennese, in contrada Salinelle, 3 persone sono rimaste ferite, un pensionato di 88 anni e 2 donne, madre e figlia, quest'ultima al 7° mese di gravidanza. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo dopo con altre notizie. Un nuovo inizio per San Cristoforo con i fondi del decreto Caivano. Oggi la visita del sottosegretario Mantovano e del commissario straordinario, ma non pensate che diventi un paradiso, hanno detto. Ancora Luca Ciliberti. Il governo ribadisce l'attenzione su San Cristoforo, operazioni mirate di riqualificazione del quartiere popolare, spesso il centro delle cronache per gli episodi di microcriminalità. A Catania arrivano il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano, che in municipio incontrano il sindaco e la giunta per fare il punto sui lavori che impatteranno per oltre 20 milioni di euro recuperati con il cosiddetto decreto Caivano. Le periferie spesso non sono solo dei luoghi fisici, sono anche dei luoghi esistenziali. L'importante è individuarle come tali e io sono certo che, come già è avvenuto a Caivano, si parte con un progetto importante e poi, grazie all'impulso dei vari ministri e soprattutto nel raccordo con gli enti territoriali, arriva dell'altro. Interventi start-up secondo la visione del governo che dovrebbero restituire un senso di riscatto al quartiere. Se ci si aspetta che attraverso queste attività di riqualificazione si trasformino questi quartieri in paradisi terrestri, ovviamente non è l'obiettivo, non è mai stato l'obiettivo e non sarà mai l'obiettivo. Quello che però è necessario fare è cominciare a dare uno start-up, cioè un inizio di una nuova visione. 5 gli interventi iniziali individuati come prioritari rispetto alla lunga lista presentata dal sindaco Trantino lo scorso marzo di concerto con le associazioni. Si tratta della riqualificazione delle piazze Don Puglisi e Santa Maria delle Salette, lo spostamento della scuola Dusmet Doria nell'ex conceria di Via Playa, la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti e il nuovo percorso turistico di Via Playa. Emergenza sicurezza sugli autobus a Catania. Dopo l'ultimo episodio di violenza, il presidente di AMTS dice: puntiamo sulla vigilanza armata. Tonino De Mano. Troppi coltelli in giro, troppi sassi contro i mezzi pubblici, troppe aggressioni. È un'escalation di violenza che fa riflettere e che richiede interventi immediati. L'accoltellamento di un ragazzo catanese da parte di un colombiano sul bus AMT a Montepo è solo l'ultimo di una serie di episodi che preoccupano gli operatori del servizio pubblico locale. Grazie alla prontezza del conducente che ha girato la segnalazione alla linea d'emergenza, l'uomo è stato intercettato ed arrestato. Sul bus aveva nascosto il coltello ancora sporco di sangue. È stato un ennesimo episodio di violenza sugli autobus. Fortunatamente il nostro dipendente è riuscito con grande calma a gestire la situazione, ha riportato la calma, la tutela nei confronti degli utenti e quindi poi è stato scongiurato il peggio. Ha tenuto i nervi saldi, ma quanto è difficile fare l'autista su un mezzo pubblico, specie la sera? È molto difficile, l'amministrazione, il consiglio di amministrazione è sempre molto preoccupata per quanto riguarda la salvaguardia degli autisti, dei mezzi e anche ovviamente degli utenti. Da Montepo a Librino, dove esiste da tempo un'altra emergenza, quella delle sassaiole contro i bus in transito. E sono stati accorciati gli orari proprio per far fronte a questi continui sassaiuole oppure altri atti intimidatori nei confronti degli autisti. Sul fronte della sicurezza dei vostri dipendenti sull'autobus, voi cosa fate? È stata sempre attivata una vigilanza non armata che va a tutelare i dipendenti ma anche ovviamente gli utenti. In tema di violenza non c'è differenza tra centro e periferia. Si riscontrano di questi problemi di aggressione in tutte le parti della città, non è un problema solo limitato a alcuni quartieri, devo dire. Da tempo i sindacati di categoria invocano sicurezza per tutelare lavoratori e passeggeri. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Fra l'altro Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo, mentre c'è un nuovo direttore sportivo al Catania. A tra poco. Siamo al calcio.
calcio, Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo, ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo, suo secondo sarà Maurizio D'Angelo, ex difensore del Chievo. In Serie C il Catania riparte da Pastore. Tonino De Mano. Dopo aver conquistato la Serie A con il Pisa, Pippo Inzaghi riparte da Palermo. Il club rosanero ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo. Ad accompagnarlo nell'avventura siciliana sarà il suo staff di fiducia. L'arrivo di Super Pippo era atteso da giorni ed arriva al momento giusto. Ho giocato per una vita sulla linea del fuorigioco, aspettando il momento giusto per scattare verso la porta. Ho vinto molto. Ho sofferto molto. Ha vinto tanto, ha sofferto tanto, ha vissuto sempre sul filo dei centimetri ed ora vuole continuare a vincere a Palermo. Ma ogni cosa che ho fatto l'ho fatta al momento giusto. E anche questa. Intanto il DS Osti lavora per costruire la squadra che dovrà dare l'assalto alla Serie A, facendo tesoro dei blackout che hanno condizionato il rendimento dello scorso campionato. Nel taccuino tanti nomi, nella testa tante idee. In Serie C settimana importante per il Catania che dopo aver salutato il DS Faggiano si affida ad Ivano Pastore che sta lavorando per discutere e trattare alcune situazioni legate ai riscatti. Una su tutti quella di Cianci che non verrà riscattato dalla Ternana. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.